Però o ti siedi o ti metti là. Se vuoi sta dritta. Il Comitato Qualità della Natura. Siamo nati più di 30 anni fa proprio per la difesa e salvaguardia ambientale dove abbiamo fatto tante lotte, qualcuna l'abbiamo vinta, qualcuna l'abbiamo persa. Certo, con questa amministrazione abbiamo perso tutto perché li abbiamo votati, perché il loro programma elettorale del sindaco rispondeva alle nostre esigenze. Però si è rimangiato tutto. Praticamente noi nel 2006 con un documento abbiamo raccolto 4.000 firme nel quartiere. I consiglieri comunali, Mancini e Bellini, l'hanno portato in consiglio comunale e il consiglio comunale ha deliberato all'unanimità di promuovere un concorso di idee per la qualificazione complessiva dei quartieri dell'intera area di Piazza d'Armi, che le aree libere non previste di PRG a verde pubblico o verde pubblico attrezzato o servizi nel bando di concorso abbiano destinazione pubblica, che sia sospeso in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale qualsiasi provvedimento abilitativo che possa compromettere l'obiettivo da mantenere nel quartiere uno standard di aree libere da non modificare. La proposta di mozione è approvata all'unanimità. Il nostro sindaco ha ripreso questo nostro documento e l'ha inserito nel programma elettorale. Però ha fatto tutto l'inverso di quello che aveva proposto. Noi abbiamo salvato Piazza d'Armi, e lo dico con molto orgoglio, perché c'era in programma una cementificazione dell'allora assessore veramente selvaggia, una cosa che non si può descrivere quello che era. Abbiamo vinto noi, però ne stiamo a perdere tutto. Noi abbiamo consegnato Piazza d'Armi in un vasoio d'argento, se lo sta vendendo Spezzatino. Quel master plan non ci piace, non lo accetteremo mai. Quel master plan ci fa vedere che c'è del verde, ma là tutto c'è, meno che verde. Hanno disegnato anche i tetti verde per far vedere che c'è il verde, ma il verde non c'è. Ok, questo poi mi parlerà. Sì, però siamo disposti, certo, sempre con l'appoggio dei cittadini, a continuare le nostre battaglie fino in fondo, perché Piazza d'Armi è un bene dei cittadini, di tutti gli abitanti. Vogliamo partecipare al concorso, vogliamo un concorso aperto e vogliamo che questa amministrazione ritiri quel master plan che a dir poco è obbrobrioso. Grazie. Grazie, Laura. Grazie.